3 punti per Saugella, qualche rimpianto per Bergamo. La sfida dell'Allianz Cloud di Milano tra Saugella Monza e Zanetti Bergamo si chiude 3-1 per le ragazze di Dagioni, che trovano il giusto ritmo solo nel corso della partita, ma che a lunghi tratti sembrano inarrestabili. Bergamo si mangia un po' le mani perché, dopo essere andata avanti 0-1, si è spenta nelle frazioni centrali, ritrovandosi solo nel finale a dar battaglia alle avversarie. L'avvio di gara delle monzesi, avanti 5-0 con doppio Ortolani e un muro di danesi. Bergamo pareggia già a quota 11 e va avanti 18-21 giocando in maniera attenta e ricevendo bene, e nel finale Smarzek, 22 punti per lei, 9 nella frazione, guida le orobiche al 27-29. Monza ha poco da Miners e solo fiammate dalla sua sostituta Ortman, ancora non al meglio, mentre Danesi e Eirman imperversano al centro. Scorupa però gestisce al meglio le sue risorse e nella seconda frazione, dal 9-8, le rosazzurre sprintano chiudendo 25-12 con Ortolani e Ortman protagoniste e la rientrata Miners positiva. Proprio l'olandese però si fa male alla caviglia ad inizio terza frazione, ma Ortolani e compagne non accusano subito il colpo, anche perché Mariana si fa sentire anche in attacco. Dopo il 25-16 del terzo set, la gara sembra in discesa per le locali, invece la Zanetti reagisce. Abbondanza ributta nella mischia Mitchem e ritrova Smarzek, 11 punti nel quarto set, e al centro Olivotto e Melandri, 5 e 4 muri, fanno la voce grossa. Bergamo va avanti fino al 16-19, poi Ortolani e Scorupa guidano le compagne al 25-23 in uno spettacolare crescendo di colpi per la gioia degli oltre 2000 spettatori dell'Allianz Cloud di Milano.